A voi la linea. E allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, la rassegna stampa di Radio Libertà al femminile. Io sono Antonino Danna e naturalmente voglio salutare e accogliere la padrona di casa, Laura Ravetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Antonino, ciao. Oggi, dopo 17 anni che sono in Parlamento, per la prima volta alla chiama di fiducia è stato estratto il mio nome. Avevamo iniziato la chiama di fiducia da Ravetto, per cui esattamente alle 15 iniziava la chiama, ma per cui ecco, vi ho fatto aspettare 2 minuti perché sono passata da prima a dire sì. Ecco. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, ben trovata. Allora, cara Laura, se vuoi noi possiamo cominciare la nostra trasmissione come sempre. Ricordiamo ai nostri ascoltatori 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi e poi il telefono 029294 7222. Laura, allora io credo che sia il tema di questi giorni. A parte il fatto che non passa sabato senza che ci diano un ulteriore aggiornamento sull'omicidio Cecchettin, però la cosa più drammatica è che è venuta fuori un'intercettazione dal fascicolo processuale, intercettazione nella quale appunto il padre di Filippo Turetta dice: non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza, non sei un terrorista, devi farti forza, ci sono altri 200 femminicidi. Oggi Turetta si è calato le brache davanti a tutta l'Italia, ha chiesto scusa, ha detto sono andato lì e mi avevano detto che c'erano già stati 3 suicidi in carcere, mi avevano detto che mio figlio era a rischio e quindi ho cercato di dirgli queste cose che sono delle fesserie senza senso per evitare che si uccidesse. Allora, fino a che punto noi abbiamo il diritto di sapere di un colloquio privato come questo? Perché io personalmente lo trovo francamente un errore marchiano e non è giornalismo. Ma tu che ne pensi? La penso come te, nel senso che chiaramente nel merito, no? Mi sembra ovvio che nessuno possa essere d'accordo sulla normalizzazione del femminicidio, quindi per quanto si possa comprendere che un padre voglia evitare naturalmente che il proprio figlio si suicidi, però probabilmente ecco, si può ottenere questo effetto senza trasferire messaggi di normalizzazione dei femminicidi. Chi uccide una donna è un mostro, punto, soprattutto con quelle modalità. Però sono d'accordissimo con te, è vergognoso che sia uscita fuori questa intercettazione, è vergognoso che 2 genitori che in una conversazione privata con un figlio e non assolutamente coinvolti nella vicenda vengano gettati in pasto in questo modo all'opinione pubblica, che chiaramente non può che essere disgustata da quelle parole, perché a me pure sono parole che lasciano basita, ripeto, comprendo la paura che un figlio si suicidi, ma io come genitore non avrei utilizzato quelle parole, però non è assolutamente corretto buttarli in pasto all'opinione pubblica in questo modo. Quindi, però il tema è che tutte le volte ci scandalizziamo, no? Di questa fuoriuscita di notizie, però poi non succede mai niente, cioè non si trova mai il responsabile di queste cose qua. Allora, come è possibile che non si riesca mai a individuare se tra i funzionari, i cancellieri, i giudici, insomma, chi? Perché poi, guarda, io in questi casi credo poco anche ai giudici che fanno uscire le informazioni, perché spesso queste fuoriuscite di informazioni sono lesive più per i magistrati addirittura che per altri, perché comunque possono compromettere anche le indagini molto spesso. Ma evidentemente ci sono dei cancellieri infedeli, dei dipendenti infedeli. È possibile che non si riescano mai a individuare i responsabili? Ecco, questo secondo me c'è una sorta di connivenza del sistema e questo non va bene. Non solo, aggiungerei anche un'altra cosa, e l'altra cosa molto semplicemente è che una famiglia non ha il diritto, non deve essere sputtanata in questo modo davanti al paese. Cioè l'alternativa qual è? Li impicchiamo tutti in piazza? No, in effetti è esattamente quello che ho detto, cioè questa cosa di essere buttati in pasto all'opinione pubblica è gravissima, quindi sono d'accordissimo con te, però ripeto, oltre all'indignazione, io vorrei delle reazioni di responsabilità,
Cioè possiamo continuare a indignarci, ma finché non verrà punito chi fa uscire queste notizie, non risolveremo mai il problema. Tu stai più tranquillo, Antonino, che se ci fosse una seria attività di indagine e anche di punizione dei cancellieri infedeli che fanno fuoriuscire queste notizie, si guarderebbero bene da continuare a farlo, magari anche, si guarderebbero bene da interagire con dei giornalisti, perché poi è chiaro, no, che queste cose probabilmente sono in qualche modo indotte, no? Ci sarà una contropartita probabilmente per queste informazioni. Ecco, io trovo gravissimo che non arriviamo mai a capire chi siano i responsabili, non ci sia mai un allontanamento o un licenziamento. Finché non inizieremo in questo paese a evitare di scandalizzarci tutti senza mai individuare i responsabili, perché questo capita in tantissimi ambiti, che poi non c'è mai un responsabile, non risolveremo il problema. Sì, anche perché voglio dire, dice era nel fascicolo di indagine, benissimo, qualcuno ce l'ha messo, qualcuno l'ha tolto. Siccome è una cosa che si fa attraverso attrezzature elettroniche, da qualche parte il file sarà in grado di dire chi è stato l'ultimo ad accedere al file della registrazione e che cosa abbia fatto. Ci sarà un modo di controllare o no? Appunto, anche perché essere nel fascicolo non significa poter diventare di dominio pubblico per la stampa. Quindi appunto. Quindi io finché non vedrò nei prossimi giorni che sono stati presi provvedimenti seri, e temo che non saranno presi, ecco dico che ci stanno un po' prendendo in giro, perché ci indigniamo ma tanto non cambia niente. E aggiungerei, a me sembra di essere di nuovo negli anni 50 il dramma di Capocotta, la storia di Vilma Montesi, con queste riviste che si susseguono con rivelazioni su rivelazioni su rivelazioni. Fortunatamente l'ordine dei giornalisti ha detto che questa intercettazione non dava assolutamente nulla per quanto riguardava la narrazione della vicenda di Turetta, quindi forse sarebbe anche il caso di passarci tutti quanti una manina come categoria, aggiungerei. Sì, è tutto vero, sappiamo benissimo però che se tu prendi provvedimenti sanzionatori verso i giornalisti, questo potrebbe essere visto anche come una limitazione della libertà di stampa. Io vado alla fonte, cioè a me interessa beccare chi le trasferisce le notizie, non chi le pubblica, perché poi è abbastanza evidente che un giornalista se le ha le pubblica, è il suo mestiere. Io voglio capire chi le trasferisce e per quale motivo, perché io dubito che qualcuno le trasferisca gratis, così, per decidere di distruggere le famiglie. Quindi ecco, ripeto, io credo che dovremmo andare a individuare, perché sono facilmente individuabili, questi che sono spesso purtroppo anche dipendenti pubblici, evidentemente infedeli. Quindi io spero che si faccia chiarezza su questo. Sicuramente io fossi i genitori di Turetta, ripeto, non avendo utilizzato quelle parole, non avrei utilizzato quei concetti, assumerei immediatamente un avvocato per fare chiarezza su questo punto. Devo anche dirti però, il paragone con Vilma Montesi, l'avevi già fatto 2 trasmissioni fa, io sono molto d'accordo con te, ti ricordi, avevamo detto ma questa pruriginosità vergognosa, no? Infatti. Continuare a fare le simulazioni dell'uccisione di questa povera ragazza, dare dettagli, eccetera. Io la penso come te, penso che diventi poi una morbosità, però mi hanno colpito le parole della sorella di Giulia Cecchettin, la quale ha detto io voglio che si continui a parlare di questa cosa, perché voglio che appunto potrebbe diventare normalizzazione anche non parlarne più, anche non mostrarne l'efferatezza continuamente. Quindi diciamo mi ha fatto un po' oscillare nell'opinione. Se da una parte ritengo anch'io che ci siano dei profili di morbosità, dall'altra comprendo che uno mi dica sì, però non stiamo troppo sotto silenzio, perché sennò ci stiamo solo abituando che vengono uccise una donna ogni 3 giorni, ne parliamo per un giorno e poi non ne parliamo più. Quindi ecco, mi ha fatto riflettere. Sì, questo anche a me. È chiaro che non possiamo dire, e vabbè, tanto ne succedono 200 all'anno, 201, 202, che problema c'è? Tanto ne abbiamo già fatte 200, non mi sembra il caso. Resta il fatto appunto che più che altro non è tanto il parlare di lei per la morbosità, ma il parlare di lei per raccontare al mondo quanto male c'è nel mondo, quanto male si commette nei confronti delle donne. Allora in questo senso mi sta bene, ma non mi sta bene che si prenda, ripeto, un momento intimo di una famiglia e lo si dia in pasto al popolo e paese, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Facebook,
perché francamente che cosa ne pensa la signora Ciccia Pasticcia domattina mentre si prende il cappuccino al bar, chi se ne frega, insomma. Non è necessario vellicare, permettete, il popolino, se posso usare questa espressione, alla Maria Antonietta, vista la situazione, su queste vicende, ecco. Sì, sono d'accordo, e cambiando anche argomento, che poi so che ci torneremo perché tu hai fatto un'ottima scaletta in cui riprenderai anche una sentenza che ci ha lasciato molto basiti, di cui parleremo, però io ecco oggi vorrei sollecitare i nostri ascoltatori anche su un altro tema, un po' tu l'hai citato adesso, perché anche questo fa parte delle pari opportunità, no? E voglio proprio parlare della cerimonia delle Olimpiadi. Vorrei un po', e spero che ci chiamino, ci scrivano un po' di opinioni. Nel senso che io ti dico la mia, e poi vorrei sentire gli ascoltatori. Sono usciti molti commenti, no? Anche commenti del nostro segretario, di giornalisti, di associazioni cattoliche, della stessa Chiesa in Francia, molto corrette, in cui secondo me ha fatto notare che ci sono state delle scene che hanno offeso chi ha determinati credo, no? E c'è stata anche la difesa dell'organizzatore, il quale ha detto no, assolutamente, io non mi riferivo all'ultima cena, no? Nel famoso banchetto dove c'erano le drag queen, dove c'era questo Dioniso in azzurro, ma era appunto solo un banchetto di dei pagani. Ora io non so se effettivamente questo organizzatore fosse in buona fede e malafede, però voglio dire una cosa, non avete trovato più che altro questa cerimonia molto conformista? Cioè, io penso questo, io penso che sia conformismo oggi far vedere una donna con la barba, far vedere una drag queen, far vedere diciamo un po' così queste provocazioni facili che non disturbano nessuno, perché chi dovrebbe poi veramente sentirsi disturbato? Una cosa diversa è che tu mi metti in discussione la sacralità dell'ultima cena, ma escludiamo questo. Non trovi che ci fosse una sorta di facile conformismo, cioè far finta di essere anticonformisti senza esserlo? È Ma il conformismo dell'anticonformismo di cui bravo, parlava Woody Allen, cara Laura. esatto, Aggiungerei anche esatto. un'altra cosa. No, scusate, Era fammi anche finire, però, brutto da fammi vedere. finire. Scusa Antonino, fammi finire. Sì, Sarebbe stato veramente anticonformista far vedere per esempio una donna col burka e far vedere dei ballerini che glielo strappavano e quindi mandavano un messaggio contro un simbolo che noi riteniamo in Occidente molto negativo. Perché non hanno il coraggio di fare questo? Perché hanno paura? Forse sì, perché è facile prendersela con quelli come noi, liberali, democratici, che non reagiranno mai. È un po' più difficile iniziare a mettere in discussione l'illiberale, l'oppressore, quello che nasconde la donna, no? Ecco, io mi aspetto da chi si professa anticonformista, antisistemico, provocatore, artista, che faccia l'artista, e cioè, come ha sempre fatto gli artisti, si prenda beffa del vero potere oppressivo, non di quello che è facile perché tanto non è oppressivo, ma è semplicemente una cosa diversa da te. Sei d'accordo? guarda, l'osservazione è più che mai intelligente. Io ti do la risposta che ho letto stamattina agli ascoltatori in rassegna stampa, un politologo parigino intervistato dal Corriere della Sera, il quale ha affermato la seguente opinione. Siccome la Francia resta comunque un paese cristiano, ci sta a sfottere il cristianesimo. Siccome l'Islam non è maggioranza nel paese e comunque la Francia non è un paese islamico, allora non c'è bisogno di sfottere l'Islam. Sì, vabbè, facile così. La verità è che sfottere l'Islam ha delle conseguenze che comportano anche delle reazioni potenzialmente pericolose. Però era facile andare in piazza e dire siamo tutti Charlie Hebdo, e poi però quando hai l'occasione di far vedere che sei veramente dalla parte giusta della storia, sei veramente contro un certo tipo di sistema che vorrebbe annullare la donna, allora è facile non fare più niente, dire no, ma non è la maggioranza. Viva Dio che non è la maggioranza, però al netto di questo e senza generalizzazioni, perché come dico sempre, non sto dicendo che tutti i musulmani siano così, però proprio perché non tutti i musulmani sono così,
Allora, se è vero questo, non avrebbero avuto nulla da ridire se tu anzi avessi affermato un gesto di libertà, cioè strappare il burqa, liberare la donna non può essere totalmente coperta. Perché non l'hai fatto? Io non ti ho detto strappare il velo, ok? Perché so che è più problematico, che potrebbe offendere anche l'Islam moderato, ma il burqa non è da Islam moderato. E perché non fare una cosa simile? Perché hanno paura. Perché, ripeto, lì hai paura e allora lì ti pieghi di fronte a quello che magari non è maggioranza, però è la minoranza della minoranza, e non sono tutti così per fortuna, che però potrebbe così arrecarti un danno. Ma allora io invece dall'artista, dall'anticonformista, dalla politica, mi aspetto che si prenda dei rischi, anche potenzialmente dei danni, per affermare i nostri valori occidentali. Su questo sono d'accordo, aggiungerei un'altra cosa. Una inaugurazione, una cerimonia di apertura di un'Olimpiade non si fa per sfottere una religione o un pensiero. Una cerimonia di apertura delle Olimpiadi dovrebbe celebrare lo sport. Francamente ho trovato molto meglio Londra 2012, dove la regina Elisabetta si è anche prestata a fare la Bond girl con Daniel Craig, che francamente stare a guardare questa roba pletorica, che peraltro è durata 4 ore, io ho messo su verso le 8 sul secondo canale ed è durata fin dopo mezzanotte, dove peraltro si è vista anche una maleducazione francese persino nei confronti degli ospiti, se penso al fatto che Macron stava bell'asciutto sotto la tettoia con la pensilina, mentre invece i capi di Stato e di governo da tutto il mondo, incluso il povero Mattarella, si sono dovuti beccare l'acqua che veniva giù a catinelle. Cioè, a me sembra una gran maleducazione, un gran sfoggio di pacchianeria, se posso dire. Non l'ho trovata qualcosa celebrativa dei valori dello sport, anche perché non c'era lo sport, cioè c'erano, sì, c'erano le varie squadre sui barconi e però stadi, luoghi in cui si pratica sport, niente, zero. Cosa? La Senna? La Senna è una fogna a cielo aperto, dicono i dati sugli Escherichia-Coli, e quindi ancora non si può correre, non si può disputare nessuna gara di nuoto, non si può fare il triathlon e così via. Allora mi chiedo che senso abbia tutto questo, a parte uno sfoggio di politically correct e wokismo. Sì, poi senza naturalmente sembrare quelli che vogliono buttare solo fango, no? Perché comunque non è piacevole, cioè questo è un fallimento per tutti, cioè io non è che sono contenta se la Francia sbaglia un'Olimpiade, cioè non sono quella, io sono una politica propositiva, no? Voglio fare proposte, non cerco il consenso dicendo che gli altri sono schifo, però obiettivamente quando delle cose non vanno bene bisogna dirle. E ieri l'altro ieri non era soltanto no, che poi non era sabato. Sabato non era solo la festa degli sportivi, secondo me era anche la festa delle famiglie. Le Olimpiadi sono un momento molto familiare. Allora tu mi devi spiegare, no? Mia figlia Clarissa non era con me, era col padre, ma se fosse stata con me, ho visto che Clarissa è un'appassionata di ginnastica artistica, fa ginnastica artistica, sicuramente le avrei fatto vedere la cerimonia di apertura. Era adatta alle famiglie? Era una cosa che poteva portare gioia familiare? O avrebbe comportato per me spiegare tutto il tempo a una bambina di 6 anni perché, per come, per quando, ma come mai? Cioè, ci sono dei momenti in cui se uno vuole fare la biennale, vuole fare la manifestazione, vuole fare la provocazione, poi ci sono dei momenti che sono di festa per tutti. Certe volte questa sinistra, diciamo, molto elitaria, come si professa, perde di vista questo fatto, potendosi loro permettere molte cose, perdono di vista il fatto che molte famiglie hanno troppe poche occasioni magari di festeggiare, di stare insieme, di rallegrarsi di qualcosa, di fare un viaggio, di vedere cose nuove. Quindi magari per una famiglia è un evento poter vedere Parigi, allora si aspetta una cosa diversa, si aspetta di vedere Parigi in festa, in gioia, non Parigi mezzo bordello pagano. Guarda, io adesso faccio un esempio personale, no? Io sono una che ha sempre detestato i fuochi d'artificio, è proprio una cosa che mi ha sempre disgustata e mi ricordo un'estate tornando in macchina con il mio fidanzato di allora, molto saggio,
che vivi in un prato milanese, questi fuochi d'artificio, un sacco di persone che li guardavano. E io dissi al mio fidanzato dell'epoca, ma io non so come si facciano ad vedere i fuochi d'artificio. E il mio fidanzato mi disse, ero piccola, avrò avuto 20 anni, beh, Laura, non sottovalutare che ci sono famiglie che non possono portare i bambini al mare. E magari oggi è il 10 agosto, per loro è una gran cosa poter dire ai propri figli: vi prendo per mano, vi porto in un prato e guardiamo i fuochi d'artificio. E mi ha fatto molto riflettere, ed è vero. Cioè il pubblico, la politica, gli eventi pubblici devono pensare a quelle famiglie lì e pensare che quelli sono momenti di festa per quelle famiglie lì. Allora tu devi offrire qualcosa che gli faccia far festa, non qualcosa che li lasci perplessi, che crei distacco, crei disagio. Deve essere una cosa che possa piacere a tutti e soprattutto alle famiglie. Ma vedi Laura, nell'avvicinarci alla pausa che ora faremo di 30 secondi, vorrei risponderti con le parole del maestro Califano. Non ho detto gioia, ma noia, noia, noia. Ecco, quell'inaugurazione è stata maledetta noia. Questa è la verità. Questa è la verità. Solo una grande noia. E poi per quanto riguarda i fuochi d'artificio, perdonami, ma io ammetto che quando li guardo sogno come un bambino. 30 secondi di pausa e torniamo subito. A voi la linea. Grazie ancora. Ma scusa un attimo, tu chi sei? Andrea o Lorenz? Oggi Vediamo un attimo. Lorenz. Oh, Lorenz d'Umbria. Laura, ti presento il nostro Ciao, nuovo Lorenz. regista, Molto cortese, regista, il Lorenz. giovane Lorenz d'Umbria, che in quanto tale con la sua classe conduce, anche lui ci permette di arrivare fino alle orecchie dei nostri ascoltatori. Allora, Laura, senti, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 029294 7222. Ecco, e nel frattempo parliamo anche di questa seconda notizia, e cioè il caso della povera Lorena 40. Lorena 40, che sapete era questa laureanda in pediatria uccisa dal fidanzato, il fidanzato che si è visto riconoscere l'attenuante dello stress da Covid. E c'è stata una fiaccolata a Furci, in provincia di Messina, dove conviveva questa ragazza insieme al suo assassino, per chiedere di escludere le attenuanti in casi di femminicidio. Ed è stata una richiesta bipartisan. Tu che ne pensi, Laura? Ma non so se reggerebbe la prova di costituzionalità, perché comunque, cioè, quelle attenuanti bisognerebbe chiedere alla Bongiorno, mi rimetterei più a lei, io non sono una penalista, però immagino che sia una regola generale applicabile a tutti i reati, ma io credo che, guarda, la proposta io, figurati, no, la sosterrei, no? Ho visto che c'è anche il nostro collega Nino Germanà, però in politica si cerca sempre di risolvere con una nuova legge, ma qua basterebbe applicare quella che c'è. Cioè il problema non è che ci sono le attenuanti, il problema è che questi giudici le abbiano applicate. Questo è il problema. Per me non c'è un problema di leggi, c'è un problema di formazione dei magistrati. Io questo lo dico chiaramente. Bisogna formare i magistrati in modo specifico per i reati di femminicidio. Ora, io ho letto la storia di questa povera ragazza. Il ragazzo si era allontanato da casa, ok? Perché aveva paura di ammalarsi. Ora, non so le motivazioni, ho letto delle ricostruzioni, che poi mi baso su quello che leggo sui giornali. Si allontana e se ne va dai genitori. Poi ritorna, dicono preso dai sensi di colpa di averla lasciata da sola, non lo so, tutto sta che in poche ore la uccide. Ora, ma dov'è l'attenuante dello stress? Cioè uno è andato, è ritornato e la uccide. Cioè, io dico che basterebbe un'applicazione rigorosa da parte dei giudici delle leggi che ci sono. Cioè, io non posso aspettarmi che come legislatore devo ogni settimana fare una legge diversa perché quelle che ci sono non vengono applicate bene. Cioè, io ritengo grave che siano state applicate queste attenuanti.
e in effetti ho letto la famiglia, gli avvocati della famiglia che sono rimasti basiti, ma non è la prima sentenza su femminicidio che ci lascia basiti, ci vuole la formazione specifica dei giudici. Noi abbiamo nell'ultimo provvedimento sui femminicidi chiesto che si faccia questa formazione. Quando vai a controllare vedi che è molto fatta sulle forze dell'ordine, le forze dell'ordine hanno fatto passi da giganti, hanno creato una formazione specifica, perché succedeva anche con le forze dell'ordine, Antonino, diciamolo, che inizialmente si sottovalutassero certe situazioni, no? Sì. Arrivava l'ufficiale dei carabinieri e di polizia, vedeva il litigio familiare e si poneva più quasi come mediatore, no? No, fate pace, soprattutto nei paesi piccoli, no? Oggi c'è stata una formazione specifica e si è capito che non è il ruolo di mediatore, ma è il ruolo immediatamente di mettere in salvo la potenziale vittima, tant'è che viene fatto. Deve essere fatto anche per i magistrati e la risposta che mi si dà è: si fa nelle grandi città, ci sono giudici specializzati nelle grandi città come Milano, come Roma, si riesce meno nelle città medio-piccole, perché si dice i magistrati hanno tante cause, non possiamo dividere per specializzazione, eccetera. Dobbiamo, perché certe sentenze sono incredibili. Laura, c'è una telefonata, se vuoi la prendiamo. Vai. Pronto, chi è là? Onorevole, buongiorno. Buongiorno. Sono di Milano. Buongiorno. Buondì. Senta, se mi è concesso, io volevo tornare per un attimo sul caso Turretta. Dico la mia, così, Prego. per quello che può valere. Ecco, siamo d'accordo che dal punto di vista, diciamo, della procedura, c'è qualcosa che è fuoriuscito da un fascicolo, non doveva essere reso pubblico, non è la prima volta. Abbiamo visto durante Mani Pulite quello che succedeva, no? I rapporti di particolare confidenza, diciamo così, tra magistrati e giornalisti, o meglio tra alcuni giornalisti di una certa scuola e alcuni magistrati. Entrambi hanno fatto carriera. Però resta un fatto gravissimo, secondo me. Un padre che ha un figlio che ha inferto 75 coltellate ad una povera ragazza non si può permettere di parlare a suo figlio in quei termini. Ma cosa vuoi che sia? In fondo non sei un mafioso, in fondo di casi come questi ce n'è qualche centinaio all'anno. Ma dico, stiamo scherzando? A parte il fatto che diceva un detto tale padre tale figlio, e probabilmente dal tipo di discorso fatto dal padre io comprendo come sia venuto fuori un figlio degenere come questo, ma è inammissibile che si dica deve essere perseguito il magistrato piuttosto che l'ente di polizia penitenziaria che ha fatto uscire quell'intercettazione ambientale e non si dica nulla, in senso di riprovazione morale nei confronti di un padre che dovrebbe fare una sola cosa: cancellare l'immagine di un figlio che ha ucciso in quel modo non solo una povera ragazza, ma anche la propria anima, come direbbe Jung. Per me è uno schifo totale e va nell'ordine di quella, come dire, di quello scusare comunque qualsiasi tipo di atto schifoso e riprovevole. Io vedo oggi, cioè i genitori oggi, forse per narcisismo, forse per edonismo, forse anche per stupidità endemica o per mancanza di cultura e per mancanza soprattutto di valori spirituali seri, non sanno porre un argine nei confronti dei propri figli. Se io avessi un figlio così, e per fortuna io non ho dei figli, ma se avessi un figlio di tal guisa, io lo cancellerei, non andrei nemmeno in carcere, ad bestias direi. Un figlio del genere preferirei morisse, io come padre, come uomo, e mi vergogno che ci siano uomini e padri come questi. Ti ringrazio. Laura. Sì, non ho capito che trasmissione ha ascoltato questo, che ci ha chiamati, nel senso, forse non ci ha ascoltati, boh. Cioè, vorrei capire chi è che non ha detto che erano riprovevoli le parole del padre. Abbiamo detto come prima cosa, cioè normale. Detto questo,
secondo me è anche fondamentale che invece vada beccato chi fa uscire queste cose qua, perché una cosa è condannare le parole del padre, io l'ho detto, io come genitore non mi sarei mai permesso delle parole simili, una cosa è buttare verso l'opinione pubblica delle conversazioni private facendo attaccare queste due persone, quindi vuol dire che è intelligente, la distinzione la comprende. Poi io sono molto d'accordo che, come ho detto prima, la normalizzazione del femminicidio, il tentativo di normalizzazione del femminicidio è sbagliato addirittura quando si ha paura che il colpevole si suicidi. Cioè, tu puoi evitare che il colpevole si suicidi dandogli delle speranze di vita, dicendogli sconterai la tua pena, cambierai, capirai quello che hai fatto, però la tua vita non è finita, non certo normalizzando quello che ha fatto, dicendo che è meno grave di quello che era, perché era gravissimo. Rimane lo scandalo di aver fatto uscire queste conversazioni e rimane gravissimo che non si trovino mai i responsabili, quindi io lo ribadisco. Aggiungerei, è molto facile ed è uno sport molto praticato in questo paese, stare seduti a spiegare agli altri com'è che si debba stare al mondo. Dice, ma io non ho figli, se fosse mio figlio ad bestias. Questi sono tutti discorsi teorici. Purtroppo molto spesso noi sappiamo quello che devono fare gli altri in determinate situazioni senza esserci mai stati. L'unico augurio che posso fare io è che nessuno di noi debba dover mai trovarsi ad attraversare una situazione del genere, perché non so che cosa direbbe al posto di Turetta Senior. Questo è il punto. C'è un'altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, ciao, buongiorno, sono Gianfranco, chiamo da Genova. Sono io in linea? Sei tu, vai. Perfetto. No, ciao, io volevo rilanciarmi un attimo al discorso che facevate prima, quello delle Olimpiadi di Parigi, della Francia. Tra l'altro oggi ho ascoltato anche la trasmissione di Pellegrini dove c'era Max del Papa che parlava di una Parigi chiusa, dove i parigini sono nascosti, non escono più per casa perché ormai la città è completamente preda dell'Islam e quindi insomma, io sono stato a Parigi nel maggio scorso, ci sono stato per 5 giorni, niente di che, una vacanza, quello che mi potevo permettere con la mia compagna. Ho trovato una città fantastica, bellissima, includente, piena di gente, Place Trocadero strapiena di gente fino a ora tardissima, cioè una città veramente che mi piacerebbe che la mia Genova fosse così includente, che noi genovesi si sa per natura non siamo molto includenti, ma per cui è anche ora, a parte vabbè, ognuno ha le sue opinioni, per carità, può essere non piaciuta la presentazione delle Olimpiadi. A me, io l'ho guardata, no? Un po' lunga, devo dire, però l'ho trovata innovativa, l'ho trovata particolare, anche al netto della gaffe che hanno fatto, cioè, non gli organizzatori, ma quelli che hanno visto in quel quadro della cena degli dei, un riferimento all'ultima cena di Leonardo, che di fatto poi non c'era, bastava dire vabbè ci siamo sbagliati. Io francamente tutta questa negatività non l'ho vista. Poi chiaramente può piacere o non piacere, quello è un gusto personale, nell'organizzazione qualcosa è andato male, la pioggia ha creato dei problemi, però io l'ho trovata estremamente innovativa, una presentazione della città importante. Poi chiaro, ci sono stati dei messaggi secondo me voluti, che fanno discutere, che sono quelli dell'inclusione, che sono quelli di un certo tipo di società, che sono quelli che i francesi magari portano avanti più di noi. Io sono un po' più da quella parte, però non l'ho trovata poi così drammaticamente negativa, anzi l'ho trovata interessante, molto interessante, tanto è vero che se ne parla tanto, e diciamo che le presentazioni delle Olimpiadi negli ultimi anni, sì, bella, poi non se ne parlava più, se ne continua a parlare oggi, se ne continuerà a parlare, quindi vuol dire che insomma un pochettino ha stuzzicato. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavate voi e vi ringrazio per lo spazio. Ciao. Prego, Laura. Grazie per la garbata telefonata, mi viene una battuta brutta, si continua a parlare anche del mostro di Firenze, oggi addirittura
ci sono probabilmente delle rivelazioni sul DNA, non è che necessariamente si continua a parlare nel tempo solo delle cose che sono riuscite, purtroppo troppo spesso si parla nel tempo delle cose che sono mai riuscite o delle cose gravi. No, guardi, io come ho detto prima non è una criminalizzazione, io invece non l'ho trovata per niente innovativa, ecco, io l'ho trovata conformista, io non ci vedo niente di innovativo in ballerine di cancan che ballano sperdute sotto la pioggia, non ci vedo niente di innovativo nella donna barbuta, non ci vedo niente di innovativo nelle drag queen che ballano, non ci vedo niente di innovativo, cioè basta andare in qualunque discoteca, diciamo, di capitale e trovi la stessa cosa, quindi no, secondo me mi è piaciuta la parte avvertise, a me quella è piaciuta, anche se so che anche lì qualche famiglia nobile si è un po' innervosita, però qua non è solo questione ti piace o non ti piace, poi è questione dello scopo che devi perseguire, e ripeto, lo scopo che devi perseguire con queste manifestazioni è la valorizzazione senza dubbio del tuo paese, dei tuoi pensieri, ma soprattutto la valorizzazione dello sport come momento di unità, quindi l'inclusione non deve essere esclusione di altri, quindi i codici che devi mandare appunto devono includere tutti, non alcuni, e soprattutto devi valorizzare gli atleti, cosa che io non ho visto, erano su dei barconi tipo quelli che noi abbiamo sui navigli, scusate, i ristoranti galleggianti, tutti stipati a salutare. Io sono contenta che a lei sia piaciuta, io non è una questione ideologica, non è piaciuta, ma ripeto, secondo me non ha centrato l'obiettivo, tant'è vero che ha sollevato moltissime polemiche e ci sono stati tutti questi plausi. Io non so se lei ha visto le altre manifestazioni, Antonino ha citato Londra, ma vada a vedersi quelle precedenti, sono spettacolari. Insomma, sono cose che si preparano in 5 anni, con un sacco di soldi. Ora, veramente in 5 anni qualche balletto sparuto, dei fuochi colorati e, ripeto, salvo alcune cose, style quando lancia il sangue, molto d'effetto secondo me, il cavallo, bellissimo, ma davvero tutto il resto ci dà l'idea di un lavoro di 5 anni spettacolare? Almeno. Detto questo, non si confonde certo mai una manifestazione con una città. Si figuri, io Parigi è una città che amo l'intellettualità dei parigini, per esempio una cosa che secondo me in Italia un po' si sta perdendo, nelle case degli italiani vedo sempre meno biblioteche, meno libri. Tutte le case dei miei amici francesi sono piene di libri, però scusi, qui a dire che è la città più inclusiva del mondo, una città che ha le banlieue, cioè ha dei territori dove ci sono tipati, immigrati di seconda e terza generazione, dove la polizia ha paura di andare, la polizia ha paura di entrare nelle banlieue, i taxi non vanno nelle banlieue. Per me l'inclusione è quella, per me Parigi è il simbolo del fallimento dell'istituzione. Laura, c'è un'altra telefonata se vuoi. Certo, vai. Pronto, chi è là? Sì, buongiorno, sono Marino da Brescia. Ciao Marino. Ciao, buongiorno. Volevo solo tornare un attimo sul discorso, a parte il fatto che avete detto cose molto interessanti sui vari argomenti che avete trattato e mi trovo in sostanza in linea con il vostro modo di pensare, ma volevo tornare sulla questione delle Olimpiadi e della famosa ultima cena che poi a quanto pare tratterebbe invece una cosa del mondo classico. A prescindere da questo, io oggi ho sentito su un'altra emittente, di cui non faccio il nome, un artista dire che questo è il nuovo mondo, è il nuovo che avanza, la cultura woke e tutto quanto. Beh, io dico semplicemente una cosa, che se questo è il nuovo, io sono orgoglioso di appartenere al vecchio e non voglio evolvermi in questo nuovo contesto sociale, assolutamente, non ne voglio proprio sapere, perché sono veramente amareggiato e disgustato da questa caduta dei valori tradizionali, queste espressioni che veramente a me deprimono. Poi per carità, ognuno è libero di vedere e di pensare quello che vuole. Ecco, volevo solo dire questo, vi ringrazio per avermi fatto parlare e buona giornata. Laura, prego. No, grazie a te. Ripeto, io sono una liberale, no? Lo sanno tutti. Quindi non è che io mi sconvoglia nel vedere delle scene pagane, però che ho sempre detto, l'abbiamo detto, una manifestazione deve rendere felici tutti. Ci sono delle cose che portano gioia a tutti, femmine, maschi,
binari, non binari, religiosi, non religiosi, sono dei codici, tra l'altro che molto possono essere ben espressi dalla cultura occidentale, che possono portare gioia e felicità a tutti, compreso a chi ci ha appena telefonato. È molto più difficile riuscire ad accontentare tutti, a far felice tutti, ma è lo scopo ambizioso che si pone lo sport. Cioè lo sport non sta a guardare queste cose qua, lo sport è una competizione gioiosa, sugli spalti a vedere un atleta ci possono andare tutti e non si sentiranno mai offesi. Secondo me una cerimonia delle Olimpiadi deve avere questo spirito, e lo spirito deve essere una gioia per tutti, una consacrazione di bellezza, pace, e gioia, intelligenza, lealtà, perché lo sport è anche lealtà nella sfida, che non offende nessuno e che non deprime nessuno. Questo scopo secondo me non è stato raggiunto. Condivido il tuo pensiero. Laura, senti, sono le 15:51, abbiamo ancora qualche minuto e se c'è un'altra telefonata eventualmente la prendiamo. Vai, se no dobbiamo parlare delle gattare. Se vuoi sì, parliamo delle gattare, ma tu sei più gattara o canara? Io non sono né canara né gattara, sono bambinara, tant'è che sono stata criticata dalle oltranziste animaliste della Camera, perché quando hanno fatto questa cosa per me curiosa, no? Per cui hanno deciso che al Senato si può entrare con i cani, con i gatti, io mi sono limitata a dire va bene, non ho capito perché non si può entrare con i bambini. Cioè io alla Camera con Clarissa ci entro per la cortesia delle persone che ci sono alla Camera, che non mi fermano all'ingresso, ma in linea teorica, e mi è capitato quando la mia tata è malata, io Clarissa non potrei farla transitare in questi luoghi, no? Perché non c'è neanche una struttura, tra l'altro, per tenerla, dove ci sia qualcuno che la guarda. Però ci preoccupiamo di far entrare i bulldog, i cagnolini, i gattini. Quindi ecco, io non sono la tipica gattara e ho un cane e amo gli animali, però diciamo che ho ancora una scala di priorità. Passo prima dagli esseri umani, poi arriva agli animali. Ma detto questo, sono molto rispettosa degli animali e capisco invece quale voleva essere la battuta, no? Cioè non è piacevole, sì, no? Però mi pare che Vance abbia spiegato non solo che era una battuta di 20 anni fa, ora non so tu Antonino o io, ma se andassero a vedere le battute che ho fatto 20 anni fa, probabilmente ci trovano anche qualcosa di non troppo piacevole, rivisto oggi alla luce di oggi, non lo so. Però ecco, di qui a pensare che un uomo come Vance, tra l'altro avete visto la moglie che ha? Sì. Molto impegnata, mi sembra anche un po' che sia una figura che manda in crisi la sinistra, no? Sì, una donna di grande cultura, un'avvocatessa. Ma poi anche fisicamente o come si veste non ha proprio i codici delle donne trumpiane, no? No. Che magari sono un po' più mascella, come la mia, potremmo dirlo, tacco, strizzate negli abitini, questa no, scarpa bassa, vestiti ampi, molto diciamo anche un po' radical, no? Come look, quindi manda un po' di difficoltà, no? Con gli ambienti. Ecco, non mi sembra che un uomo che ha scelto una compagna così possa pensare in qualche modo di andare a dire a Jennifer Aniston che è una gattara, dai, su. Diciamo che c'è una piacevole o non piacevole, dipende come la si vede, per me è poco piacevole, strumentalizzazione da tutte e due le parti, ecco. Questo è poco ma sicuro. Comunque la CNN all'epiteto gattara, cat lady, ha dedicato un attento e sussiegoso articolo nel quale si spiega perché gattara sia un insulto nella lingua inglese, oltre che il famoso personaggio dei Simpson, la gattara. Allora, lo stereotipo di gattara che conosciamo oggi è tipicamente descritto come donna discinta, mentalmente instabile, volontariamente isolata dal resto dell'umanità, eccetto che per la sua abbondanza di gatti. E sebbene la descrizione di gattara usata da Vance non includesse anche l'attributo pazza, la pazzia è sempre stata associata alle gattare per oltre un secolo. In realtà nell'antico Egitto i gatti erano simboli della femminilità, personificati nella dea Bastet, che era spesso ritratta come una donna o una donna come un gatto o come una donna con una testa di gatto.
la felinizzazione della donna nell'antica società rifletteva in pratica il potere delle donne, ha scritto il sociologo Cory Wren in un'analisi pubblicata per l'Università del Kent nel 2018. Ma alcune volte questo potere veniva percepito come minaccioso ed era necessario procedere alla sua soppressione. La reputazione dei gatti è diventata ancora più pericolosa nell'Europa medievale perché le donne che venivano considerate deviate, cioè che non si sposavano e non facevano figli, venivano associate ai gatti, e i gatti venivano associati a donne disobbedienti come ad esempio Agnes Waterhouse, che si ritiene sia stata la prima donna condannata a morte per stregoneria in Inghilterra nel 1566. A quanto pare lei aveva apparentemente confessato che il suo gatto, che a quanto pare si chiamava Satana, aveva ucciso del bestiame locale al suo comando e prima aveva ucciso degli umani sotto il comando del precedente proprietario del gatto, che a quanto pare era un'altra strega pure lei. E quindi sostanzialmente questo stereotipo del fatto che le donne in quanto tali streghe che non hanno figli, che hanno i gatti, siano delle gattare e dunque delle figure pericolose, oltre che socialmente non sposate, non dedite alla cura dei figli, questo ha creato questa sorta di disprezzo. Anche questa idea di gattare, tra l'altro, è stata utilizzata per sfottere le suffragette e venivano messi questi gatti che con delle sembianze vagamente femminili in volto per prendere in giro nel Regno Unito le suffragette che appunto chiedevano la parità di voto tra l'uomo e la donna. Comunque ci sono molte donne che si professano e si proclamano orgogliosamente gattare, per esempio Michelle Pfeiffer, oppure Zoe Kravitz e Dolle Berry, oppure ancora Taylor Swift, che ha una certa colonia di gatti e così via. Quindi insomma non è che siano proprio tutte da condannare le gattare. Ecco qua, abbiamo spiegato anche il mondo delle gattare. No, ma Antonino, io invece sono fieramente disobbediente, anche se non sono gattara, e anche se mi fate venire un colpo al cuore, perché io ho avuto un unico gatto, cui sono stata legatissima, che era un meraviglioso Devon Rex, sai, quei gatti proprio che sembrano egiziani, praticamente Sì. glabri, la chiamai Basset, quindi appena hai detto Basset ho avuto trafitto al cuore perché ero legatissima a questo gatto. Io sono fieramente disobbediente, voglio dirti una cosa, sai che trovo meno pericolosi paradossalmente gli uomini che magari fanno delle battutacce così a cui si può poi replicare, invece cose che vivo in prima persona, per esempio in politica. Io quando sono entrata in politica, poiché non ero brutta, me lo dico da sola, poiché non ero stupida. No, non schifiamo la grazia di Dio, che diamine, non sei brutta. Poiché non ero, diciamo, una donna di facili costumi, l'unico modo che avevano per denigrarmi agli occhi del segretario dell'epoca, che era Berlusconi o di altri, era dire che non ero equilibrata, che ero una mezza pazza. Ora, dopo 17 anni, sai, chi s'azzarda ancora a dire queste cose gli ridono in faccia, no? Perché in 17 anni ho dimostrato. Però questa è una sottile, vergognosa operazione, spesso usata dai veri maschilisti, per denigrare donne che spaventano, perché sono intelligenti, sono capaci, sono belle, sono pericolose. Ecco, allora sai che c'è? Preferisco uno che magari ti fa la battutaccia di questi signori, che io ho ben presente, qualcuno gravita ancora tra i banchi, che io ho ben presente e che se tu li vedessi sono molto politically correct nel linguaggio, però ecco, poi magari dietro le quinte pensano di finire le donne con queste frasi. Allora va bene, preferisco la battuta diretta. Molto bene, allora noi abbiamo finito qui per il momento e che dire di più, ci ritroviamo, no, io con me non ti ritrovi più, ma se ne parla dopo il 26 di agosto, quindi Laura, niente, io me ne vado in ferie, ti lascio nelle mani di Semivarin. Sì, io anche però credo che in realtà sia la ultima puntata, perché poi inizia agosto e quindi anche io saluto tutti, noi voteremo fino al 5 e 6, però io penso che mi rivedrò con voi a settembre
non so se il primo sarai tu o il primo sarà Sammy, però anch'io colgo l'occasione per salutare tutti, ringraziare chi ci ha seguito quest'anno, ringraziare anche come sempre il nostro direttore che ci lascia dire veramente quello che vogliamo, fuori da ogni perimetro, anche di partito, diciamolo. Questo è veramente uno spazio libero dove ci confrontiamo su tutto. Grazie. Grazie ancora. Allora Laura, buone ferie e al piacere di risentirci presto qui. Grazie ancora. Ciao, grazie a te. Ciao. Ciao a te. E allora, noi chiudiamo qua. Adesso i programmi della rete, alle 18 filo diretto con il nostro Matteo Desio. Io domani alle 7:30 sarò di nuovo tra voi con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Laura Ravetti e Antonino Danna. La canzone con cui ci salutiamo dopo è Per Elisa di Alice 1981. Buona giornata.